Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ovviamente non siamo nella nostra sede ma siamo venuti nella sede e l'abbiamo ringraziato nell'ufficio del sindaco Sergio Giordani, rieletto, scusate mi ho sbagliato la nominazione. Senta sindaco, adesso le faccio un po' di provocazione, no? I maligni dicono, i maligni, anzi la faccio io la domanda, non i maligni. Giordani ha vinto ed è stato eletto perché ha un grande rapporto con Zaia e soprattutto nella riuscita delle grandi opere, esempio ospedale, esempio inceneritore dove il comune dice no ma sa che la regione dice sì, in tutti gli altri rapporti lei ha un grandissimo rapporto con Zaia e questo le ha permesso di ottenere anche una parte dei suoi voti da quella parte politica che non è quella che l'ha votato praticamente anche essendo lei un civico. È vero o ho detto secondo lei? Io penso che qualcuno ha definito in termini temporali, la campagna elettorale deve lavorare tutti insieme, col governo, qualsiasi governo, con la provincia, qualsiasi sia presidente della provincia, con la regione, qualsiasi sia. Un po' sono fortunato perché considero Zaia un bravo presidente, sono orgoglioso che sia presidente della nostra regione. Per cui io vedo normale questa cosa qua. No, ma dicevo, certe persone dalla parte delle politiche di Zaia hanno apprezzato il rapporto che lei ha con Zaia e in questo rapporto interviene ovviamente le grandi opere che verranno fatte a Padova. Perché dovrei andare contro, secondo qualcuno contro il Presidente della Regione per non fare le cose, non siamo impazziti, io ho bisogno di fare le cose, di essere concreto, di avere l'ospedale, avere l'alta velocità, di avere collaboro con la De Berti in continuazione perché arrivi l'alta velocità. No, ma io mi scusi, non le ho chiesto perché non deve d'accordo, le ho chiesto se questo le ha permesso di avere voti da quella può parte. Essere, questo qua non ho chiesto che lei vada d'accordo, non ci sono dubbi, l'abbiamo già detto. Idea, ma penso di sì. Moltissime persone che ho incontrato mi hanno detto l'altra volta in campagna elettorale, non ho votato per te. Però quest'anno volta ti voto perché ho visto il buon senso, ho visto il pragmatismo, ho visto che si fanno le cose, non c'è esasperazione di toni, non sono offese, non sono niente, per cui moltissimi mi hanno detto l'altra volta non ti ho votato, stavolta mi hai convinto, ma veramente tante, anche amici per carità, ma veramente durante questi 3 mesi di campagna ho avuto sorprese incredibili, ma gente che si fa male, non ho votato per lei, però stavolta lo voto. Forse, no, certo. No, pensavo questo è cambiato, ma io penso che qualsiasi sia il governo, qualsiasi sia il Presidente della Regione, qualsiasi io devo andare d'accordo per il bene della città. Se uno non va d'accordo per principio, perché il governo è un colore come mi piace, di conseguenza faccio l'opposto di quel che dice, stiamo scherzando, per me campagna elettorale, a parte non sono neanche tanto bravo a fare queste cose, ma finita la campagna elettorale si parte da zero, dover collaborare nei confronti della città. Uno fa danni alla città, non posso dire non vado d'accordo con questo, per cui faccio il contrario esattamente, siamo impazziti, mi dispiace, non lo farò mai. No, certo, la domanda era sì. È come quando, se io, tutti dicono sono buono, bravo, io se ho qualcosa da dire a un assessore o qualche altro, lo dico non a voi, lo dico a lui qua, e voi non sapete mai queste cose qua, perché per me la squadra è base, non mai critica all'esterno, la squadra è assessori, così sono base per me, mai. Sì, la conosco, questo per me è importantissimo, gli apprezzano gli assessori, apprezzo tutto, sapete le volte che vado a discutere anche in maniera animata, ma dopo sorriso. Dopo arriviamo a quello lì, abbiamo tempo per poterci arrivare. Io stavo facendo a gradi fino all'altro giorno, ho capito perché, le emozioni, il rapporto con se Zaia ha influito nei suoi voti, nelle sue elezioni, in senso positivo, cioè era un attimino una cronistoria. Senta, arriva l'altro giorno, io la conosco, me la ricordo quando era presidente, quando veniva a Bresseo e le chiedevamo dov'è il presidente, sta arrivando. Era col suo Fido Gardini, magari era Rovigo, magari era dietro l'angolo così. E l'altro giorno nel momento che tutti la cercavano verso la vittoria, Giordani ha detto ai giornalisti, arrivo, non vengo nella sede elettorale, vado al Santo, vado tant'altro, poi lei quando ha percepito che le cose andavano nel suo senso si è presentato nella sede elettorale. Perché si è presentato in quel momento? Prima non sono intenzione di confondere una cosa importante come Sant'Antonio,
e la processione e la messa con la politica sono due cose nettamente diverse. No, certo, ma per cui rispetto massimo verso questa processione e la messa, per cui non c'entra assolutamente nulla. Io mi avevo anticipato che le cose stanno andando bene, me l'avevo anticipato, pensa mia moglie, è entrato a un certo punto, stavo guardando la televisione tranquillo su YouTube. Guardi che lei fosse tranquillo in quel momento, io mi creda, non ci credo. Se mai è normale che non fosse tranquillo. Era tranquillo così. Mi garantisco che io sto guardando l'assessore Ciano Condè su YouTube, mi piace moltissimo. Ricordiamo per tutti che non sapessero, Ciano Condè è un comico che fa parte ovviamente. Sì. È entrata mia moglie e dice, che ti sei ricordato perché abbiamo vinto. Non ci sono proiezioni ancora. No, ma mi dicono, io non ci credo, voglio vedere i voti, non voglio vedere le proiezioni, non mi interessa niente. Per cui, oltre tengo tranquillamente, mi ha intervistato anche Mentana, ho detto, sono proiezioni, finché lo vedo i voti non ci credo, non voglio dare illusione, sto tranquillo. Poi invece è dato nella sede elettorale. Prima quando è finito, terminata la processione. No, ma è andato prima un attimo, ha fatto un salto prima. No. No, sono andato dopo, non so, forse sì, non mi ricordo, francamente non me lo ricordo. Mi ricordavo che è passato prima e poi è andato. Dici sì, per cui sì. È stato vi garantisco che sono perché si aveva percepito che aveva vinto lì, insomma. Sono emozioni che, sì, vero, sono andato prima, ma poco, sono stati 10-15 Sì, è stato pochissimo. Sono emozioni che fa anche per la testa, insomma, a un certo punto. Io volevo sapere, per questo le ho chiesto, andando prima, se aveva un'emozione, l'emozione che lei ha provato, nel sapere già all'inizio, guardi, le dico la verità, io ho seguito e abbiamo fatto anche un grande lavoro con tutto il mio staff nel seguire le amministrative di Padova e della provincia di Padova, e Elisabetta, proprio che lei ha citato, che era collegata dall'inizio, eravamo nella sua sede alle 2, non c'era nessuno, c'era solo Elisabetta con i nostri operatori, e abbiamo un seggio, c'era Michalizzi credo vicino, sì, c'era Michalizzi, e lei aveva un vantaggio, il primo seggio, dunque era impossibile calcolare, e gli chiesi che seggio di quale parte della zona della città era, e ovviamente Elisabetta lo chiede a Michalizzi, che ovviamente aveva tutti i dati, era l'Arcella. Allora ci siamo detti in studio, se l'Arcella, dove c'era qualche dubbio, qualche possibilità che il primo seggio ha un risultato così eclatante, ha vinto Giordani di sicuro. No, ho fatto un'analisi di 10 seggi. Sì, però noi abbiamo fatto un ragionamento, è chiaro che ci vuole tutto questo, proprio l'emotività e l'emozione, si era capito abbastanza presto che lei vinceva, e quindi in quel momento lei è andato in sé, cosa ha provato emotivamente, insomma? Io facevo stare calmi tutti, prima vediamo i dati reali, lasciamo stare le proiezioni, si illude di cose che non funzionano. Io non dico che ero sicuro di vincere, non sono così presunto, però avevo obiettivamente buone sensazioni, e indagini davano un buon risultato, per cui probabilmente ce la facevo. No, ma le chiedo emotivamente. Emotivamente vi garantisco che uno stordisce. È tanta roba, come si usa nel calcio. Vi garantisco, io ho dei ricordi nella mia vita molto importanti. Ad esempio quando siamo andati in Serie A, quando ci siamo salvati a Firenze, quando sono sotto a letto, quando ho dovuto suonare il Mazzia, perché mi ricordo, in mezzo alle gambe d'Ottone passò il gol che abbiamo perso, mi ricordo molto bene. C'è delle cose che mi ricordano in maniera incredibile, sono foto della mia vita importanti. Io mi ricordo quando abbiamo vinto l'altra volta, c'erano tantissime persone che mi acclamavano. Passare da una cosa all'altra è affascinante. È stato tutto affascinante. Senta, anche sotto l'aspetto emotivo, io non sono un duro, sono morbidino. È un fragile. Senta, dalla prima campagna elettorale 5 anni fa a questa, c'è stata qualcosa di diverso, oppure le faccio di più? In quella prima ovviamente era neofita, non conoscevo ovviamente come fare, questa aveva anche un'esperienza. Diciamo che la prima mi aiutava ancora di più, nel senso, prima, dopo che ho avuto l'ictus, io facevo il bullo, non c'è problema, so a posto qua e là, invece la sera ero distrutto dalla stanchezza, però ho nessuna intenzione di mollare.
Ecco, un po' di determinazione, questo non mi manca. Quando voglio una cosa, costi quel che costi, riesco a ottenere, poi con calma, però c'ha voglia di... No, No, è bello perché lei ha questa grinta dentro, che tra l'altro non è una grinta di cattiva, è una grinta che lei non fa nemmeno vedere, ma io so, la conosco che... alla fine ci riesco. È lì che frego mia moglie. Lei è molto brava e intelligente, ma su certe cose la frego sempre. È una competizione con lei da una vita, però... la diversità, quindi questa è stata molto più semplice. L'altra volta è stata faticosa, dopo... No, oltre alla faticosità, però come esperienza? Ho maturato un'esperienza e me la sono gestito da solo, sempre aiuto del Sacanton, di di Massimo, di Tosetto, sentire i consigli di tutti, attenzione, non fare questo, non fare l'altro, io ascolto tutti. Però la logica era niente liti, di base, niente liti, non voglio litigare con nessuno, anche quando c'era qualcosa di sgradevole, mi rifiutavo di essere cattivo. Guardi, lei è stato bravo, però è giusto ricordarlo quando l'avversario politico in una delle l'ultima anzi, cosa che ha fatto in Prato della Valle, qualcuno ha usato un modo scorretto ai limiti che una persona non può nemmeno capire, perché chiunque ha avuto un problema, e io ne ho avuti, tutti ne abbiamo avuti, non è giusto fare questo genere di... Lei si è comportato da gran signore, ha detto non mi interessa, quindi lei non risponde. Io se fossi stato al suo posto mi sarei arrabbiato. Ma non tanto per me, perché io mi arrangio, mi difendo. Mi sono messo nei panni di chi ha avuto lo stesso mio problema. Io sono entrato al Parrocchio una volta, 2 anni fa, al congresso di afasici, cioè gente che ha avuto questo problema. Vi garantisco che sono persone che hanno avuto danni incredibili. E prendere in giro, non me, prendere in giro queste persone, forse per forza dicono la gente non va a votare. Sono d'accordo, lei ha mai sia una cosa molto intelligente in questi frangenti. Mi sono stato zitto perché ero imbarazzato. Mi diceva per il rapporto che abbiamo, Giorgio, non parliamo di queste cose, e quindi evitiamo, perché poi mi ricordano certe cose, quindi non voglio ritornarci, che emotivamente hanno toccato molto anche a me. E detto questo, invece guardiamo il futuro. Allora, cominciamo con la Giunta. Cosa succederà nella Giunta? Quanti rimarranno dei vecchi? Quanti di nuovi ci saranno secondo lei? Se ci stiamo ragionando, ragiono con il mio staff. L'importanza dei voti presi dai candidati incide e non poco? Certamente meritocrazia c'è, ovviamente, rispetto ai partiti c'è, rispetto delle coalizioni c'è. Senta, avendo vinto con questa larga maggioranza, lei ha più potere oggi nella decisione della scelta della Giunta? Come prima, non cambia. Prima aveva il ballottaggio, aveva bisogno della coalizione che aveva preso molti voti in più. Qualcuno immagina sempre che Arturo Lorenzoni mando via io, che ho litigato con Arturo, mai nulla di questo non lo No, dico in prospettiva di creare la nuova Giunta. Stessa cosa, non cambia niente. Ma allora, io trovare solo accordo, con buon senso, con qualità. È vero, meritocrazia di voti, ma anche qualità delle persone, ovviamente tu da cena. Siccome lei che ne dicono, io la conosco, è un grande organizzatore nelle sue aziende, nel calciopato, in tutto quello che lei ha fatto. Lei ha già studiato tutto, e dunque io debbo provocarla. Della vecchia Giunta, secondo lei, quanti non rimarranno? Le faccio una domanda così, più o meno. Non mi dica i nomi, un paio. Neanche mi sogno di dirlo. Perché non me le vuole dire? Perché sono affari miei. No, non voglio sapere i nomi, più o meno. No. Però vede che già dandomi questa risposta lei ha già le idee chiare? Ovvio, ma devo trovare anche le soluzioni, concertare, trovare le soluzioni. È importante, dobbiamo fare tantissime cose, tante. E per cui bisogna di persone di qualità. Allora le faccio una domanda diversa. Il numero degli assessori rimarrà uguale o ha intenzione di aumentarne uno, qualcuno? No, al di là sul sociale, su qualcos'altro? Di tutte le fantasie, 9 sono gli assessori, non si può fare 10, sono tutte chiacchiere, obbligatorio fare 9, punto, più il sindaco ovviamente. Bene, può togliere, obbligatorio, può fare anche 8 volendo, no? Ah, certamente, anche 6, massimo 9 più il sindaco, uno può fare anche 2. Certo, non ha senso. Certo. Dobbiamo trovare l'accordo sotto l'aspetto politico, buon senso, ragionarci, alla fine parlando e ragionando con tutti si riesce a fare. No, è sempre complicato, è un periodo difficile, quando si fanno queste cose, anche quando c'è... Va bene, devo farli nome per nome, lei mi dice come hanno lavorato, così riesco a capire. Faccio vedere, no? Va bene, io chiedo, Colasio. Grande, una star.
Non mi risponde su tutti i grandi, se li faccio tutti i 9. Facciamo prima dire chi non è bravo. Nessuno. Non voglio dire chi non è bravo, non ho detto questo. Sono bravi tutti, no? Dico, Bressa ha un rapporto con i commercianti. Io le dico, in virtù dei voti che hanno ottenuti questi ex assessori o qualcuno che ne ha ottenuto di più, credo una donna su c'è la possibilità che qualcosa venga cambiato? Così mi sembra una domanda abbastanza lecita, insomma, no? Può essere che sia qualche cambiamento in virtù dopo dei voti presi, di quello che dobbiamo fare con progetti, ci sarà qualche cambiamento. Perfetto. L'unica cosa è sicura, al 100% sei sindaco finora. Sì, sindaco. Anche il vice sindaco mi sembra di aver intuito io. Finora c'è solo sindaco. Sì, ho capito, no, sì, su questo non ne avevamo dubbi. E mentre per quanto il Consiglio, anche lì verrà ovviamente delineato dai voti presi. Ovviamente. Ecco, e se qualcuno, ovviamente, questo per dovere di cronaca, non avesse intenzione di partecipare, viene quello che ha preso il terzo di voto. Nel caso sia fatto, sapete, fatto un assessore, scatta automaticamente il primo dei non eletti. Perfetto, era tanto per essere. Senta, invece iniziamo a parlare dei progetti, dei programmi futuri per quanto riguarda Padova. Ci sono molte opere, tra l'altro oggi è uscito anche un articolo sui giornali per quanto riguarda la curva dell'Euganeo con degli indagati. Può dirci qualcosa in merito? Giustamente l'amministratura fa il suo lavoro. Io penso che sia tutto a posto, però giustamente va fatto un'indagine. Siamo in ritardo. Io mi immaginavo che lo spareggio venisse fatto nella nuova curva, invece c'è un problema di base, al di là che c'è stato il Covid, un periodo invernale in cui c'era ghiaccio, per cui sotto l'aspetto infortunistico non si poteva lavorare. Ma ancora oggi mancano materiali, siamo in grossissima difficoltà e non solo, manca l'acciaio, manca questo, manca l'altro, oppure dobbiamo pagare cifre straordinarie, per cui siamo molto attenti a quelle cose. Di conseguenza io spero, mi auguro, riusciamo a aprire per il nuovo campionato. La trave di ferro c'è, però manca il policarbonato, però diciamo... manca il legno, però sì, manca il passerello perché l'acciaio è salito del 40%. Le imprese hanno vinto le gare. Ma dicono, non parlo in generale, perché c'è poco, perché se notate sono 11 milioni abbiamo messo sugli asfalti, però vengono asfaltate poco strade, perché? Perché le aziende che hanno vinto le gare dicono io non faccio, a questi prezzi che ho vinto non faccio i lavori, rifacciamo i prezzi, poi dobbiamo rifare le gare. Sono saliti i costi in maniera straordinaria, 30-40%. Certo. Di conseguenza la gente fa anche fatica, non è neanche ovviamente mestiere. Moltissimi in campagna elettorale c'è in marcia ai piedi delle strade. È vero, siamo in ritardo, però dobbiamo rifare tutta la procedura perché un'impresa dice io perché devo lavorare per metà soldi? No? Non fatto. Per quanto riguarda invece le indagini sulla curva non ci sono problemi, secondo lei tutto? No, è il lavoro della magistratura, per cui giustamente indagheranno, trovano se sono stati problemi qualcuno pagherà, se non sono problemi sarà archiviata. Io ho piena fiducia nei miei funzionari, per cui non ho dubbi che siano tutti bravi. Passa che sia qualche errore sotto l'aspetto amministrativo, non lo so, non entro mai in queste cose sotto l'aspetto diretto, ma non ombra di dubbi che c'è tutto a posto. Bene. Però giustamente la magistratura deve fare il suo lavoro. Senta, andiamo avanti, adesso lei attendono altri 5 anni, lei ha detto prima perché lei vuole fare il sindaco, perché voglio completare le opere che mi sono state mandate, che ho iniziato io, voglio terminarle. Riuscirà ovviamente nell'intento di quello che lei ha detto? Io sono molto preoccupato per la guerra. In materie prime e il discorso energetico. Questi sono grossi problemi ovviamente per l'Ucraina sotto l'aspetto umano, ma ne avremo nel rimbalzo, avremo noi sotto l'aspetto sociale. Sono molto preoccupato di questo. Famiglie, pensione basso reddito, famiglie basso reddito, e quando uno arriva alla bolletta, la famosa bolletta energetica, anziché 200 euro arriva 800 euro, 900 euro. Comincia ad essere veramente un grosso problema. Il governo ha messo tante risorse, 25 miliardi solo sull'energia, una cifra straordinaria. Potrà ancora aiutare? No, noi stessi abbiamo difficoltà. A prezzi attuali non riusciamo a in teoria, non possiamo eliminare l'elettricità.
Ma comunque dopo questo, ovviamente, Io spero che... dopo quello che lei mi ha detto, quindi 2 punti? Beh, però io sono ottimista, sto continuando a lavorare, sono tanti progetti, penso che entro fine anno sarà definita la stazione, progetto definitivo, l'alta velocità sarà definito. Adesso c'è stata un'interruzione di 1 mese e mezzo con il Ferrovie dello Stato, appunto per anche rispetto ma non ero io il sindaco, era un altro, giustamente deve intervenire un altro. La Prandina, avrà sicuramente definita anche la Prandina. Però la Prandina è un argomento molto delicato e molto sensibile. Allora ne parliamo dopo la pubblicità. Ok.